Mi stavo dimenticando di lui! Il sindaco di Scaffingio! Non si può fischiare! Per la par condicio non si può fischiare! Hanno aumentato le pensioni. La gente è contenta. Contenta perché è entrato lei. Ah, va bene. Si viene entrare uno scimpro, vorremmo come, ma è entrato lei che è un'alta carica. E poi si scimpro su fonte in merda. Cioè, ce ne muti in merda. Chi con la fascia, chi senza. Dipende dalla situazione. Sfasciati. Ascolta, come va, signor sindaco? Come? Come va? No, tutto bene, tutto bene. Sono veramente contento perché da quando sono prendi in costure. Questo poi. Questo? Da quando vengo qui, poche parole. Hanno messo nella cartina geografica della Sardegna il nome Scaffingio nel paese. Perché non c'era prima? Manco una pizza. E te ci viola. Prima ci fu un puntino rosso, chi varia da una pipisia pronta a destreccare. Ma che schifo! Cioè, un puntino come tutti gli altri posti. Sì, quindi l'IGM vi è inserito? Sicuramente sta ICI. Sì. Nel sacco dell'IGM, chiaramente. Cioè, non manca altro, è ovvio, d'usciti tutto, siete CGM. E cos'è l'IGM? Come? L'IGM, cos'è l'IGM? Certo, è chiaro, l'IGM è... sti mangime poprocus. Istituto Geografico Militare! Ah, vabbè, ma no, io il militare non l'ho fatto, sono stato congedato. Vabbè, però non è che potevo... fatto congedare. Sicuramente lei l'avrebbe voluto fare, gli sarebbe piaciuto servire alla patria. Sinceramente non mi disbatte, manco una mezzo figo si cava. No. Ascolti un attimo, venga, sindaco, ma in paese ero tu bene? Sì, tutto bene. Questa settimana purtroppo abbiamo avuto problemi con i nomadi, perché... Ah, volete portare i nomadi in paese? No, fu un terribauso e disepragio sul luogo e non si andiamo andare ai prus. Beati voi, quelli fanno una musica eccezionale, sono... Ah, minazza Icci. Perché non fanno musica eccezionale i nomadi? Oh, ragazzi, fin Sammonte ha fatto uno sciacco manne casino un dito. C'è sto nome, un signore anziano che viene da fisarmonica e suona questo tango sgangherao e sinceramente si è salvicato già spattattatura. Io non mi ricordo che i nomadi avessero una fisarmonica, ma dove li avete ospitati? In albergo? No, beh, in albergo. In Satanca su Cicitto che ha crascetti. Scetti. Abbiamo ospitato... Ma c'è un bed and breakfast lì? No, lui c'è la vigna e poi dentro un moio da terra rao a trigo. Scusa, i nomadi dove hanno dormito? No, fu un organizzato, ti dirò, Fu un arribato, ci hanno messo un paio di roulotte, poi hanno ti fatto un giro, un bid, hanno ti picato tutto il romano e hanno ti fatto una parecchia baracca. Ma sta punti zingaro su? Sì, fu un zingaro. Ma sto parlando dei nomadi del gruppo musicale? No, no, di questo zingaro, su questo che arriva a da casino. No! Allora, fermo! Allora, siccome saluto tutti i nomadi zingari che ci guardano, anche loro, lei non deve essere razzista, Ma sto scherzando? Io sono per l'unità dei popoli. Ah, meno male. Per l'unità dei dottori, è importante che siano a 20 km su dei bid. Ma non diciamo che sei stupidaggini. No, ci mancherebbe altro. Ma quindi questi Ron adesso si stanno integrando a Scaffingio? Sì, no. Io sono andato da loro, ho fatto un discorso. Lei gli ha fatto gli ha detto benvenuti, gli ha detto benvenuti, voi si integrate bene, però c'è una clausola, tocca se si fa il suo good. Loro infatti erano molto felici di questa cosa, però erano contenti. Il CUD quando non l'aveva ci fatto, mancherebbe certo. altro. Quindi i suoi erano contentissimi di questa cosa, poi dopo che si fu informato di questo CUD e di non mangiare a Satro, anzi sbarracato e se ne fu andavo. Spariti. Ma scusa, e voi? Noi preoccupati, cioè mica potevo sulla sausa, le avevamo promesso, disse tu vai sulla sausa, senza verso. E allora abbiamo mandato un viciocchetto de bida su ciccà in giro. Ma voi poi si fa il suo CUD. La sausa cosa mezzadria no? C'è da mancare altro, Tutto quello di peletti. Come li chiamate per questi peletti? Savinnia. Sindaco. Signor Massimo. Per tutti quelli che non avessero... No, un appello agli zingaretti, bene che si doveva tranquillamente, con calma, spiegavo uno a uno, glielo facciamo con calma. Grazie. Grazie, sindaco. Va bene, io vi Grazie. Sindaco di Scaffingio. Ha visto che abbiamo? Ha visto, Cina, Enrica. Ciao. Enrica.
Alessia? Alessia, quando passate in paese? No, vada, grazie. Ascolti, signor sindaco, che differenza c'è tra un melone e una supposta? Ascolta, tu lo dovresti sapere meglio del Taglia. sindaco. Ma perché? Grazie, ma che domande vai a fare? Fermi, Cina. che differenza c'è? Provalo. Ah, La sincerità, ascolta, sempre tutti belli. ci mandi la pubblicità? Di pubblicità!